TSA? Salute! Hai domande non tai TSA? Ehi, Sciucco, ti rispondiamo! Quando usa un TSA, vale di un disturbo di spettro di l'audismo. O Gerbe non sa come va con tutti i messaggi che lo riceve. Ti domandi come e perché? Temo da spiegare. A persona manda senza retta messaggi a Gerbelu per dirgli ciò che si passa in Israele. Lo ti sciucco dicono che lui era lacrime. Tanto Gerbelu capisce che questa persona è triste. Ma quando usa un TSA, non è la stessa. Ci sono parecchie forme di TSA e poi non è effettuare in un comportamento. E per via che Gerbelu e la persona sono connettati in modo speciale. Tanto Gerbelu non capisce mica sempre i messaggi o non sa come reagisce. In più, riceve tutti i messaggi a tempo, ma non sa quali siano proprio importanti. Quando la si ripete una situazione sempre la stessa, il cervello di modo naturale sa ciò che gli tocca fare. E per questo che uno che ha un TSA preferisce eseguire un modo di va bello stabilito. Sempre per via di connessione speciale si può avere una grande curiosità per un'epoca di cose e volerne conoscere tutto. Per un detto si può non conoscere tutte le specie di pesci di un mondo. Non si può far sparire un TSA, ma ci sono mezzi per ammassarlo. Questi mezzi sono differenti da una persona all'altra, dipende di uso TSA. Io! Ecco, ora capisci meglio che li so, i TSA.